Ci troviamo a Villa Giulia, in un posto assolutamente straordinario a Palermo, perché siamo fuori del recinto murario della città. Un giardino è un luogo della memoria per antonomasia. Perché? Perché noi entriamo nei ritmi che non sono più i nostri, ma che sono quelli dei vegetali. Quindi dove ci diamo il tempo naturale della vita. Entrare nel merito di un ritmo della natura significa che noi decidiamo qui in questo luogo di prendere il tempo. Il passo è piccolo che ci porterà alla memoria. Ci troviamo all'ingresso del giardino, lato est, cioè il lato dell'illuminazione all'alba. Due leoni irrequieti sul chi va là e si trovano a custodire due urne coperte con coperchio. Non è il momento della rivelazione, tutto è celato. Non appena ci troviamo ad entrare in questo giardino, già riceviamo la promessa di una rivelazione, perché le urne che troviamo sono scoperte. Perché io che devo scegliere quale percorso seguire che mi porterà alle rivelazioni, io guardo a meridione e trovo l'antico, trovo un colonato, quando invece tornando verso nord trovo l'infanzia che mi porterà alla stella fiammeggiante. All'angolo nord del giardino, detto Villa Giulia, dove rimane oggi soltanto l'evocazione di un'antica palazzina della quale capiamo che il suo piano architettonico era pentagonale. Suggerisce immediatamente la presenza del pentalfa che negli ambienti massonici che hanno dato vita a questo giardino, poiché è un giardino offerto alla città dalle logge massoniche, noi qui troviamo la stella fiammeggiante che è uno dei simboli di assoluto rispetto per i massoni, non può mai mancare in un tempio massonico. Ebbene, la stella qui nella Villa Giulia, posta a nord, apre sul Monte Pellegrino e naturalmente è fuori dubbio che nell'Ottocento e come nel Settecento le persone che si adoperavano, architetti, artisti, tutti quanti naturalmente erano ad un altissimo livello di comprensione anche delle simbologie cristiane. Quindi questa apertura a nord con la stella fiammeggiante sul Monte Pellegrino per i palermitani, la dimora di Rosalia, patrona della città, assolutamente non può essere casuale. Palermo è una città dove in tutti i giardini c'è una singolarità. Ovunque si va si trovano delle statue per evocare l'infanzia. Questa è una cosa che mi ha colpito tanto a Palermo. E in questo caso, questa è l'unica conoscenza mia che fa un riferimento a popolazione d'oltremare. Oggi sarebbe divertimento, in questo caso si tratta di trovare il cibo. Questo giovane bambino che sta scrutando le acque perché è un pescatore di ricci. Noi vediamo alle sue spalle Ucartidun, la cesta che gli servirà a conservare il suo pescato, e lo vediamo con queste braghe. Naturalmente il momento successivo è quando si butterà in acqua per andare a cercare questi ricci. Mostro serpentino, un mostro di acqua quanto di terra, che regolarmente sorge per ricoprire le fasciate dei palazzi, delle porte come Porta Nuova ad esempio, e che ritroviamo in questo giardino sul coperchio che chiude le patumiere, le squame, sempre di questo mostro, il Leviathan ebraico. Non è un caso, lo ritroviamo in tutta la città. Qual è
l'evocazione per le persone che sanno leggere questa simbologia, di tenerlo sempre a bada. È pericolosissimo, dipende solo da noi, di averlo come forza nutritiva e non ritrovarcelo mai come nemico. Quindi ogni viale che tu vedi, che si riferisce a una gestione matematica della fruizione pubblica, a un certo momento esige da te che tu ti accorgi di attraversare un cerchio per portare il movimento dei frequentatori alla rivelazione delle aiole. E quindi ci troviamo davanti a delle bellezze sconvolgenti, ma in uno stato di abbandono così criminale che anche noi possiamo avere difficoltà a capire. Dobbiamo ricostruire quello che vediamo. Qui si tratta, tanto tempo fa, di una fontana. Lo vedete il cerchio? Questa fontana, che è scandito in 16 angolazioni diverse, non ha altro fine che di trasformare questo spazio completamente velato, perché è tutto angolato, però angolato in modo tale che qui c'è un cerchio perfettamente disegnato, solo per chi ha gli occhi per vedere. Io che sono l'uomo profano, che man mano cammino in questo giardino, capisco che ricevo sollecitazioni per un innalzamento, per una ricerca spirituale. Mi trovo quindi davanti a una struttura pluriangolata, estremamente rigida volendo, però che nasconde un cerchio, e questo cerchio mi porta nel merito di una grotta dove presenzia evidentemente qualche divinità. Quale divinità può essere? Io mi addentro nel mistero dell'ombra, devo trovare a questo punto ciò che con l'ombra fa un tutt'uno, qualche mostro, e invece trovo una divinità di marmo bianco. Non può essere che un'evocazione di luce. Per questo penso che sia Apollo. E noi ritroviamo questa scenografia medesima a Piazza Armerina, dove nel bacino, in qualche modo, nello spazio dove troveremo l'acqua, si trova Apollo, suonatore di lira, ad incantare tutto il creato. Dobbiamo fare un giro lungo per trovare il viale che ci porterà sopra la collina. E cosa troveremo sulla collina? Ancora una volta l'evocazione del tempo, ma un tempo umanizzato, un tempo che l'uomo può maneggiare, uno gnomon. Noi arriviamo in vetta alla collina che sovrasta la grotta appoliniana, di mistero, di ombra e di luce. Un primo livello che è soltanto accorgimento di sostegno, stabilità, ma nessuna disciplina, ortostati avremmo detto per le costruzioni antiche, per giungere dopo a qualcosa di estremamente costruito, perché è un ottagono. E questo ottagono in qualche modo ci apre naturalmente al cerchio, perché se noi abbiamo 8 punti, le possiamo unire e così giungiamo al cerchio. Eccoci qui, il cerchio. Entrare nel merito di un cerchio e naturalmente, essendo il cerchio un allineamento di punti su una circonferenza, un cerchio altro non è che la messa in scena di un centro. Allora giungiamo al centro e qui troviamo quello che non si può più capire oggi, ma che grazie ai documenti ben sappiamo era un
gnomon, indicatore in greco, e quindi un orologio solare. La grotta di ombre di luce, l'evocazione probabile di Apollo Helios, e qui ci troviamo nell'interpretazione umana del tempo, perché questo siamo noi, condannati allo spazio e al tempo, e quindi condannati alla necessità di saperlo leggere questo tempo, e quindi lo dobbiamo organizzare, lo dobbiamo frantumare, e questi gnomon, orologi solari, ci permettono di leggere l'ora sempre più avanti nei misteri e nelle rivelazioni di questo giardino. Quindi io, che sono entrato ad est, voglio andare ad ovest. Naturalmente non è un caso, questo è un grande percorso di iniziazione, il viaggio che porta da est ad ovest è il viaggio dei maestri in quasi tutti i riti misterici. Che cosa mi può aspettare dopo l'evocazione sublime del tempo e dove poi che ho imparato a gestirlo questo tempo? La memoria nel senso della morte, il sacrario. Posto al centro della base del triangolo mistico dedicato alla memoria, troviamo il cenotafio, secondo il quale la Sicilia ringrazia gli antenati. L'evocazione di Empedocle Agrigentino, colui il quale ha cercato di capire come funzionavano le cose divine, colui il quale precede da 30 anni Socrate, il quale riprenderà tutto dell'opera empedoclina, comprensiva quindi del dubbio valore maggiore del V secolo a.C. E poi troviamo l'evocazione di Diodoro Siculo di Agira, colui il quale ha cercato di capire come funzionavano le cose umane scrivendone la storia, primo autore di un'enciclopedia storica. Teocrite, l'inventore della poesia bucolica, ma la sua presenza in questo luogo della memoria rinvia a tutta la scuola siracusana, perché se lui ha inventato la poesia bucolica, Epicarma si è inventato il mimo, e a Siracusa è stata inventata la commedia. Perché questa è la nostra tomba di Jim Morrison a Palermo, in sostanza. È il nostro Archimede che è evocato qui. E perché questa tomba per me è così importante? Perché Archimede, l'ultimo che vide la sua tomba, era Marco Tullio Cicerone. E dopo Cicerone, che l'ha descritto perfettamente, non si è mai più trovata. Allora l'unico posto dove qualcuno potrebbe venire a cercare la memoria del nostro grande scienziato, inventore siracusano, è proprio a Palermo, in questo luogo della memoria, dove nessuno è sepolto, se non la cultura stessa, a perenne evocazione delle generazioni montanti. Posto ad ovest, il luogo per antonomasia dei maestri, la direzione del loro viaggio. Diogene tra i più grandi, fondatore della scuola dei cinici, ossia coloro i quali vivono come cani. Si urta all'autorità del principe della sua città, vive fuori le mura e ogni qualvolta il re esce dalla città, impedisce il passaggio dei suoi equipaggi accendendo una lanterna e facendo finta di cercare qualcosa, finché gli si pone la domanda: ma che sta cercando? Un uomo. Sto cercando un uomo e non lo trovo. Sottinteso. Saggezza. Siamo giunti all'ovest di questo giardino e se noi
consideriamo che questo giardino è stato voluto dalle logge massoniche di Palermo, è qui che dobbiamo trovare l'ingresso nel tempio, e effettivamente lo troviamo con queste colonne che sono divisorie dell'orto botanico e del giardino pubblico, e troviamo posto ad ovest il Genius Loci, il protettore della nostra città, il duca per antonomasia, un garante di tanti equilibri che cominciano dalla giustizia evocata qui dal fascio, il famoso fascio dei littori, garante della pace evocata da un cane tranquillissimo ai piedi del suo padrone, garante della salute. Ecco il senso vero di questa serpe, tenuta spesso saldamente sul seno perché la si nutre al seno, gesto materno per una figura estremamente maschile invece, che è anche quello che garantisce le vittorie militari, il senso vero dell'aquila. Mediante tutte queste protezioni, allora si giunge all'abbondanza di beni, la simbologia della cornucopia. Attorno al Genio di Palermo troviamo tutto quanto lo minaccia. Ci sono i disperati, ciò che non hanno fede e che minacciano la gloria, invece con il Genius Loci giungiamo alla gloria. La cultura e la buona salute, calpestata da che cosa? Dalla maledicenza. La mano copre la bocca in un atteggiamento impauriti e di vergogna. Appunto che l'aquila panormitana sta vacillando. Per quale motivo? Per l'ozio. Troviamo la carestia sopraffatta dall'abbondanza. Questi viali, tutto ciò che abbiamo visto come fruizione del giardino, ha un preciso intento: portarci in varie zone, e in ogni zona noi troviamo una lezione di lieve o più importante sostanza. Ma quando giungiamo noi qui, e che quindi siamo giunti al momento della rivelazione centrale, allora siamo invitati alla prudenza, e il rischio di perderci è evocato dalla gestione stessa delle aiole labirintiche. Come labirintico sono le 4 esedre, penso si possa dire così, che riferiscono non al visuale ma all'uditivo. Questi sono chioschi concepiti per la musica, sono vere e proprie orecchie distribuite 2x2 su ambedue i lati del mistero che solo il centro rivelerà. Esedra si può dire in italiano, giusto? Esedra, giustamente. Entrati ad est, passati dai modelli della vetustà, dell'antichità a meridione per andare verso le promesse della gioventù del futuro a nord, il labirinto dei viali di Villa Giulia ci hanno portato attraverso le rivelazioni dei vari misteri, l'evocazione degli uomini illustri nel campo della cultura, delle scienze, dell'arte, e siamo giunti ad ovest, dove si trova il Genius Loci della città, il nostro duca, al centro di questa villa, dove troviamo una volta ancora dei modelli di infanzia, ma non è più la stessa infanzia, non è umana, bensì celeste. Sono i Serafaim, i Cherubin, coloro i quali hanno il privilegio di toccare il trono nella tradizione ebraica, e quindi posto nella posizione del trono divino abbiamo qui l'evocazione magistrale del tempo
con il dodecaedro tutti i modi di leggere questo tempo solare e lunare.